Parliamo di calcio. Siamo in collegamento con Jacopo Fragnelli, nuovo difensore del Treviso Football Club. Innanzitutto Jacopo, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi per la disponibilità. Grazie a te naturalmente. Allora Jacopo, per prima cosa, che cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del Treviso? Allora, parlando con il mio procuratore, cercavamo comunque per quest'anno un progetto nuovo, con dei nuovi stimoli, con degli obiettivi diversi, diciamo. E quando è uscita, diciamo, la pista di Treviso, parlando anche con il direttore Francesco Strano, mi sono sentito molto a mio agio sin da subito, perché comunque è una città, è una piazza che sa fare le cose, le sa fare in maniera giusta e penso che sia, tra virgolette, quadrata come realtà, cioè che sa quali sono gli obiettivi e sa come raggiungerli. E quindi quando c'è stato, diciamo, il colloquio con il direttore, tramite telefono, ho percepito comunque molta fiducia da parte sua ed è questo, diciamo, quello che mi ha convinto a sposare questo progetto. Io non vedo l'ora, infatti, che arrivi lunedì per incominciare, quindi incominciare a allenarsi e conoscere i compagni, conoscere il mister Gurini e tutto l'ambiente Treviso, insomma. Tu sei molto giovane, sei classe 2005, difatti farai parte della quota under, però puoi vantare già una ottima esperienza in categoria perché vieni da 2 campionati in un girone piuttosto duro come quello laziale. Sì, diciamo che il laziale, tra tutti i gironi di Serie D è uno dei più competitivi, ma c'è anche un livello tecnico abbastanza alto e fortunatamente in questi 2 anni a Trastevere ho avuto la possibilità di confrontarmi anche con realtà molto grosse, piazze grosse, che comunque vivono di calcio e diciamo la mia giovane età eh, mi ha, con queste possibilità che ho avuto mi ha aiutato a arricchire, diciamo, il mio bagaglio calcistico e culturale anche perché comunque crescendo e facendo esperienze con i grandi e confrontandosi con realtà più grosse, cerchi sempre di rubare un po', no? Quindi, come si dice, prendi l'arte e mettila da parte. E questo ovviamente vale per tutte le stagioni, a prescindere dall'essere under o dal diventare over, perché arrivare comunque poi a un certo punto di una carriera e avendo intrapreso tanto da allenatori, da compagni di squadra, ma anche da avversari e da tanti contesti. Poi questa è una categoria in cui niente è già scritto è la cosa molto molto bella che è tanto imprevedibile. E, quindi diciamo che ogni anno cerco sempre di arricchirmi, tra virgolette. Parlando di te e delle tue caratteristiche, tu sei un difensore, per la precisione sei un terzino sinistro. Come ti definiresti? Ma penso di aver sempre fatto come punto di forza la parte aerobica, perché ho sempre preferito, diciamo, la corsa a ciò che è magari lavoro di forza, però comunque grazie al passato a Firenze ho avuto la possibilità tramite preparatori atletici o comunque personale molto qualificato e delle strutture ovviamente a migliorare tutto quelli che sono i lati carenti fisici e soprattutto tecnici. Mi piace molto il terzino del Liverpool, Andy Robertson, che è diciamo, è un modello di terzino che
ad occhio da tanti anni, ehm, perché penso sia appunto l'equilibrio giusto. Sono sempre stato un po' più, sono sempre stato tanto altruista e soprattutto mi è sempre di più tutto ciò che è l'aspetto difensivo anziché quello offensivo, però comunque nel calcio d'oggi c'è bisogno di essere propositivi e c'è bisogno di spingere, perché comunque, specialmente se i ritmi sono alti, non, non bisogna fermarsi, bisogna comunque sempre andare avanti e sia mettere nelle condizioni i compagni di far gol, ma anche cercare di mettersi in proprio per poter raggiungere degli obiettivi che siano personali o comunque di squadra. Quindi pur tu essendo un esterno mancino, come abbiamo già detto, sai essere anche abbastanza duttile. Sì, io vengo da una breve esperienza, diciamo, come centrocampista, come mezzala, e per un'emergenza fui spostato a terzino, però comunque durante gli anni ho fatto anche il quarto a centrocampo e ho fatto anche qualche volta il braccetto a sinistra dietro, quindi diciamo che ricollegandomi al concetto di prima, no? La duttilità, quindi l'acculturarsi durante il percorso, quindi magari imparare a fare dei ruoli nuovi, capire alcune accortezze di alcuni ruoli e farlo tuo, perché comunque la duttilità di un giocatore penso sia molto molto importante, a prescindere da quelle che sono le richieste di un allenatore o comunque gli stili di gioco. Indubbiamente. Un'ultima cosa, tu dicevi che non vedi l'ora appunto di conoscere la squadra, di conoscere il mister, di conoscere lo staff e vuoi lanciare un messaggio anche ai tifosi biancocelesti? Beh, certo, a parte che dopo aver letto il comunicato della società, ho visto comunque dei messaggi di benvenuto da parte dei tifosi e non fa che farmi piacere perché comunque ho studiato un po' e diciamo che ho visto che Treviso è una piazza calda con dei tifosi che meritano tanta attenzione e meritano dei premi, diciamo, quindi non c'è cosa più bella secondo me di questo sport. I tifosi sono il pane perché comunque giocare la domenica con gli spalti pieni, con la gente che grida il tuo nome, che sventola la tua bandiera, è un motivo di orgoglio è un senso di responsabilità molto alto, con la consapevolezza che comunque non si può sbagliare, perché comunque c'è gente che dà l'anima. Io infatti, non so se si vede dietro, eh, la sciarpa della mia città, perché anch'io sono sempre stato un tifoso da piccolino e andavo allo stadio e quindi adesso che diciamo mi trovo dall'altro lato, sento benissimo quanto possa essere importante e quanto possa essere bello comunque portare e tifare la tua squadra e supportare la tua squadra, la squadra della tua città. Quindi non vedo l'ora, infatti, di conoscere magari qualche tifoso e comunque lottare per loro e raggiungere gli obiettivi insieme ai miei compagni. Chiarissimo. E dunque per averci parlato di sé e dei suoi obiettivi, ringraziamo di cuore Jacopo Fragnelli, difensore del Treviso Football Club, per essere stato con noi. Grazie a voi, Forza Treviso.